Altri tre colpi di mercato per l'Acregas che rafforza innanzitutto la propria under con due innesti classe 2005 che sono poi indispensabili per la formazione base per il prossimo torneo di Serie D. E in più c'è un altro giovane di prospettiva. Ma vediamo e veniamo ai dettagli di queste operazioni. Per quanto riguarda i primi due, si tratta di due giovani di grande prospettiva che hanno maturato delle esperienze significative. Il primo è Antonio Ruffino, un esterno che la scorsa stagione ha giocato titolare con la maglia del Santa Croce Calcio in eccellenza Girone B. Ha partecipato inoltre al campionato nazionale Under 15 e poi successivamente a quello Under 17. Il secondo invece è Vito Sannardo, centrocampista, maturato all'ombra dei colori rosanero delle giovanili del Palermo, che ha giocato in eccellenza con il Marineo. Per quanto riguarda il terzo arrivo, si tratta invece di Angelo Recchichi, classe 2002, che ha deciso di sposare il progetto Acregas. Si tratta di un centrale difensivo, cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, vale a dire Gela, e un classe 2002. Recchichi ha fatto parte negli ultimi 3 anni del settore giovanile della Regina, dove è stato anche capitano della selezione primavera. Ha accumulato esperienze in Serie D con la Lamezia Terme, Gravina e la scorsa stagione con la San Cataldese. Scendendo di categoria in eccellenza, alla fine Denis di Mercurio ha scelto Sciacca come destinazione finale. Si tratta di un esterno alto, brioso, calciatore ex Canicattì, classe 93. Era molto corteggiato, almeno così dicono determinate voci, sia dalla Nissa che dalla Pro Favara. Cresciuto con la primavera del Palermo, ha giocato 2 anni in C con Aquila e Melfi e poi in D con Val di Sangro e Termoli. In eccellenza con Mazzara e Canicattì.